Decalogo per affrontare le alte temperature. Un cantiere alla stazione di Agrigento disturba la quiete pubblica. A Porto Empedocle è successo per i gemelli del violino. Da oggi a Castrofilippo festa per il patrono e grande attesa per ascoltare domani sera Mia Arnone e Ilari Alaimo. Acragas tra conferme e arrivi. Buongiorno da TVA Notizie. Dal maltempo che ha causato tanti danni e vittime si è passati al grande caldo. Si può dire meno male che l'estate sia arrivata, ma vediamo come affrontare il grande caldo, il servizio di apertura. L'estate non è ancora iniziata, ma sul fronte caldo è già allarme, lo dice Senior Italia Federanziani. Dopo una breve tregua, da venerdì di questa settimana, gli esperti prevedono una vera e propria fiammata africana che porterà nel nostro paese punte di 38-40 gradi e con l'allerta per le ondate di calore, iniziate quest'anno così precocemente, comincia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche possono rappresentare un grave pericolo per la salute e per la vita, spesso sottovalutato. E troppo spesso, come è successo negli scorsi anni, il conto è quello di un vero e proprio bollettino di guerra, una strage che si doveva prevenire. È per questo che Senior Italia Federanziani, la federazione della terza età, lancia l'allarme e diffonde il suo decalogo anticaldo, pensato per proteggere i nostri nonni. Non bisogna abbassare la guardia e seguire queste regole fondamentali per evitare il terribile bollettino di morti a cui siamo tristemente abituati. Il Ministero della Salute ha già attivato, come ogni anno, il suo sistema di rilevazione delle ondate di calore per tenere i cittadini aggiornati sulle giornate ad alto rischio. È fondamentale per la sicurezza di tutte le persone più vulnerabili monitorare costantemente il bollettino del Ministero per essere aggiornati sulla situazione nella propria città. Il primo consiglio è quindi quello di consultare quotidianamente il bollettino e correre ai ripari con le dovute accortezze nel caso di giornate a rischio e affidarsi ai consigli del decalogo salvavita di Senior Italia Federanziani, ovvero non uscire nelle ore più calde della giornata, cioè dalle 12 alle 17, bere almeno 1,5 litri di liquidi al giorno in modo da reintegrare le perdite quotidiane di sali minerali, evitare però bevande alcoliche, gassate, troppo zuccherate e troppo fredde, non eccedere con caffè o tè. Consumare pasti leggeri, preferire pasta, frutta, verdura, gelati alla frutta, evitare invece cibi grassi e piccanti, arieggiare l'ambiente dove si vive anche con l'uso di un ventilatore evitando di esporsi alla ventilazione diretta, tenere il capo riparato dal sole, indossare abiti leggeri non aderenti di colore chiaro e tessuti naturali perché le fibre sintetiche ostacolano il passaggio dell'aria. Non esporsi al sole in modo prolungato. Se in seguito ad un'eccessiva esposizione dovesse insorgere mal di testa, fare impacchi con acqua fredda per abbassare la temperatura corporea. Non restare all'interno di automobili parcheggiate al sole. Non interrompere le terapie mediche né sostituire i farmaci che si assumono abitualmente di propria iniziativa. Consultare sempre il medico per ogni eventuale modifica delle cure che si stanno seguendo. Se è possibile, è consigliabile andare in vacanza in località collinari o termali. E infine un'ulteriore e non meno importante regola rivolta ai familiari, amici, figli, nipoti dei nostri insostituibili nonni: non lasciateli soli. E l'invito del presidente Senior Italia Federanziani Roberto Messina: state vicino ai nostri senior, dice. Questo è un appello sempre valido, ma ancor di più nei momenti più difficili come in questo periodo dell'anno in cui l'allerta caldo costituisce un drammatico rischio per la loro salute e la solitudine è la prima piaga da combattere, e ancora di più in un momento, dopo questi anni di pandemia, in cui spesso proprio la solitudine ha rappresentato forse, insieme al Covid, la paura maggiore. Chiamateli al telefono e, quando possibile, attraverso tutti gli strumenti digitali a disposizione. Anche una videochiamata può essere in alcuni momenti un segno di vicinanza importante, e i nostri nonni oggi in molti casi hanno con determinazione imparato ad usare gli strumenti digitali pur di restare in contatto con i loro familiari. Non vi stancate, prosegue Roberto Messina, di chiedere se hanno bisogno di qualcosa quando il caldo impedisce loro di uscire di casa per gran parte della giornata. E provvedete voi ai loro bisogni essenziali
provvidenziali ogni volta che per loro non è possibile farlo da soli. Ricordategli di seguire le loro terapie, perché interromperle o modificarle senza il parere del medico può avere serie conseguenze, e se possibile portateli in vacanza con voi. In ogni caso non abbandonateli e aiutateli a seguire le regole del nostro decalogo salvavita, perché non si abbandonano gli animali e tantomeno i nostri libri viventi, i nostri anziani che tanto hanno dato e tanto hanno da dare ancora alla nostra società. Migranti, dichiarato dal Viminale lo stato di emergenza nazionale. La sentenza potrebbe avere una portata storica soprattutto per la nostra regione, una regione che accoglie ma che viene spesso sovraccaricata della presenza di migranti, gente che disperata arriva sulle nostre coste, cerca di sopravvivere a quello che è stato un lungo viaggio della speranza e della miseria. Una sentenza per l'appunto che potrebbe cambiare la gestione futura dei flussi migratori e che sancisce un principio semplice, logico, probabilmente evidente, ma contestato da sempre e con forza dalla sinistra italiana. I porti di attracco vengono decisi dal Ministero degli Interni e non dalle navi ONG. Non vi è pertanto alcuna illegittimità nei provvedimenti coi quali a inizio anno le autorità del nostro paese hanno assegnato i porti di Ancona e La Spezia alla Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, che aveva effettuato 2 operazioni di salvataggio in acque libiche, respinti entrambi i ricorsi pertanto della nave. Il Tribunale amministrativo ha così ribadito come sia evidente e innegabile che spetti al Viminale assegnare il porto, in quanto le operazioni di soccorso vanno inquadrate nel più ampio e complesso contesto del fenomeno migratorio via mare, che oltre al soccorso prevede anche l'accoglienza, l'ordine pubblico, la gestione generale del fenomeno, ma non basta. Il TAR del Lazio sostiene che non convince l'architrave logico secondo il quale la nozione di porto sicuro coinciderebbe necessariamente con quello più vicino alla zona di soccorso. Questo è un punto nodale della sentenza. La sinistra e le ONG hanno più volte gridato allo scandalo quando il Viminale ha cercato di distribuire gli sbarchi anche in città e regioni non meridionali, per evitare che gli hotspot di Lampedusa o Porto Empedocle nella fattispecie si riempissero eccessivamente, come spesso accade. Le accuse di voler aumentare i tempi di navigazione e di voler far sbarcare i migranti in città amministrate dalla sinistra risultano oggi ancora più folli. Scorrendo la decisione dei giudici si nota poi un passaggio cruciale e rilevante quando viene ribadito come manchi una definizione chiara e internazionalmente condivisa di porto sicuro, indissolubilmente legata al concetto di porto più vicino. Il TAR mette la parola fine alle polemiche quando scrive che il Ministero in entrambi i casi ha provveduto a una corretta applicazione del principio del porto sicuro, perché ha considerato una serie di fattori essenziali: la sollecita definizione delle operazioni preordinate all'assegnazione del porto per garantire la breve durata dei soccorsi, le dimensioni della Geo Barents, una nave idonea ad affrontare in sicurezza un più lungo tragitto, la mancata segnalazione da parte della ONG di urgenze a bordo e infine l'impossibilità per i centri di accoglienza vicini alla zona del soccorso di ospitare migranti e la necessità ultima, ma non per importanza, di ricollocarli. Un evento storico e culturale a cura del Consiglio Notarile in programma al Museo Archeologico di Agrigento dal 26 giugno al 1 luglio. Arturo Cantella ha intervistato il presidente dei notai, Claudia Gucciardo. Scienza e prassi alla luce delle recenti novità formative e giurisprudenziali, e questo è il tema dell'incontro formativo organizzato dal Consiglio dei Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca. L'evento, giunto alla sua 6ª edizione, discuterà e approfondirà i temi relativi ai beni culturali e al ruolo del notaio. Si svolgerà il prossimo 1 luglio presso il Museo Archeologico di Agrigento. Introdurrà i lavori il sindaco della città Miccichè, che porterà il suo saluto, il prefetto di Agrigento Romano, quindi il presidente del Consiglio Notarile dei distretti di Agrigento e Sciacca e vicepresidente del Comitato Regionale Notarile Siciliano, il notaio Claudia Gucciardo.
Altro momento importante di questa mostra, di cui appunto costituisce un'attività collaterale, è il convegno che si terrà sabato 1 luglio presso la Sala Zeus dello stesso museo archeologico, ed ha per oggetto un tema molto importante oggi di grande attualità, che è il ruolo dei notai nella tutela ma anche nella valorizzazione dei beni culturali. Quindi non solo il notaio interviene nel trasferimento dei beni culturali, cosa che insomma è abbastanza scontata, ma in una prospettiva evolutiva interviene anche nella valorizzazione dei beni culturali, per cui il notaio è quel soggetto che elabora degli strumenti giuridici, delle clausole che sono articolate, che mirano, quando oggetto del contratto sia un bene mobile, immobile, culturale, mirano a realizzare efficientemente non solo il trasferimento ma la protezione di questo bene. In questo convegno si parlerà in una prospettiva evolutiva del mercato dell'arte e delle proposte che il notariato ha elaborato nell'ambito di un grande e molto partecipato convegno che si è tenuto a dicembre dello scorso anno. Il notariato ha lanciato delle proposte per il mercato dell'arte. Queste proposte sono le seguenti: innanzitutto la riduzione dell'IVA sul trasferimento dei beni culturali. L'IVA attualmente in Italia è del 20%, mentre invece in Europa le aliquote sono molto più basse. La proposta del notariato è portare questa aliquota dal 20 al 10%. Questo renderebbe il mercato dell'arte più fluido, ma anche più trasparente, più tracciato e comunque più conveniente per tutti gli operatori del settore. Chiunque voglia investire nell'arte avrebbe uno stimolo maggiore. Altra proposta del notariato è invece la certificazione di autenticità delle opere d'arte. Per chi non lo sapesse, non esiste una vera e propria certificazione di autenticità, o meglio, questa certificazione di autenticità si basa su prassi consolidate, ma che sono sempre diverse in base alle varie gallerie o alle varie case d'aste, mentre invece manca un soggetto preciso con delle competenze precise che può certificare l'autenticità di queste opere d'arte. Questo soggetto potrebbe essere il notaio che si avvale di un sistema di blockchain, cioè di registri che possono tracciare tutti i passaggi e tutti i trasferimenti delle opere d'arte. Il notaio avrebbe così la possibilità di certificare l'autenticità delle opere d'arte e di tracciarne tutti i passaggi. Questo renderebbe veramente il mercato trasparente, non più affetto da una opacità sistemica, e consentirebbe anche i controlli di cui i notai sono molto attenti, che sono i controlli antiriciclaggio. Quindi si traccerebbe la personalità o insomma anche reddituale dell'investitore. Altre proposte, lo dico velocemente, sono la digitalizzazione dei beni culturali pubblici attraverso la creazione di un inventario, cioè creare le opere pubbliche, creare nelle opere pubbliche un'identità digitale come lo SPID per le persone fisiche, così le opere pubbliche potrebbero avere un'identità digitale e quindi poter essere, tra virgolette, sfruttate commercialmente senza alcun abuso. In questo lo Stato e gli enti pubblici in generale ne potrebbero trarre profitto. Altra proposta, l'ultima in ordine di tempo, è quella del potenziamento dell'arte bonus. L'arte bonus è un credito fiscale pari al 65% che oggi esiste, è in vigore. Tuttavia il notariato vorrebbe potenziarlo questo credito, cioè come? Attraverso la tokenizzazione di questo credito fiscale, quindi la frammentazione, la sua commercializzazione frammentata attraverso però i registri blockchain. Questi crediti fiscali sarebbero repetibili non solo dagli investitori italiani, ma anche dagli investitori stranieri che, non avendo redditi in Italia, non potrebbero fruire del credito fiscale. La scorsa settimana, ma la notizia è trapelata soltanto oggi, un pacco sospetto era stato trovato a Palermo sotto l'abitazione del presidente della regione Renato Schifani. La presenza del pacco era stata segnalata dalla scorta del presidente appena tornato dopo aver partecipato ai funerali di Berlusconi. Nessun commento finora da parte del governatore. Tragedia alla Scala dei Turchi, morta una turista romana. Arturo Cantella. È morta la turista romana di 41 anni che da lunedì era stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.
dopo un arresto cardiocircolatorio avvenuto sulla spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte. La salma è stata dissequestrata e verrà trasferita a Roma, dove sabato prossimo si terranno i funerali. La donna romana, in vacanza nell'Agrigentino insieme al fratello, lunedì pomeriggio era stata in spiaggia per prendere il sole. All'improvviso si è sentita male, subito l'intervento dei medici e degli operatori sanitari che hanno cercato di rianimarla. Poi in elisoccorso l'hanno trasferita immediatamente all'ospedale di Agrigento, dove fin da subito i medici hanno ritenuto disperate le sue condizioni. Ma dopo qualche giorno non c'è stato nulla da fare. Un cantiere edile all'interno della stazione centrale di Agrigento sotto accusa per lavori notturni, causa di disturbo della quiete. Disturbo della quiete pubblica per un cantiere notturno all'interno della stazione centrale di Agrigento. Sono state decine i cittadini che si sono rivolti al Codacons di Agrigento, molto ansiosi al limite dello stato psichico, e hanno lamentato la stessa cosa. Da settimane non riescono più a dormire per un cantiere notturno molto rumoroso all'interno della proprietà RFI presso la stazione centrale di Agrigento. Non aggiungiamo altro, il video dice tutto. Il disturbo della quiete pubblica, continua il Codacons di Agrigento, si verifica quando in orari prestabiliti dai regolamenti di diverso tipo si è disturbati da suoni talmente fastidiosi da poter provocare danni alla salute psicofisica delle persone. Si tratta ad esempio della musica ad alto volume di un locale notturno, schiamazzi eccessivi nel cuore della notte, un animale particolarmente agitato che non la smette di farsi sentire in orari durante i quali si dovrebbe riposare. Per la legge è vietato creare rumori che superano la soglia di tollerabilità in determinati orari e si può parlare allora di disturbo alla quiete pubblica. Nel caso di disturbo della quiete pubblica verso un singolo individuo, il caso è regolato dal codice civile. Nel caso di disturbo che coinvolge un gruppo di persone, il danno viene punito anche penalmente. Prosegue a Favara lo sciopero dei netturbini, sospeso intanto il mercato del venerdì. Giuseppe Moscato. Niente mercato settimanale domani a Favara. La sospensione del tradizionale mercato del venerdì è stata decisa dall'amministrazione comunale del sindaco Antonio Palumbo a causa del perdurare dello sciopero dei netturbini, giunto oggi al secondo giorno. A causa della situazione incerta provocata dall'astensione arbitraria degli operatori ecologici, comunicano gli assessori Angelo Aerofarulla alle attività produttive e quello all'igiene ambientale Lillo Attardo, nella giornata di domani, venerdì 23 giugno, non si terrà il mercato settimanale. Oggi infatti è il secondo giorno di sciopero messo in atto dagli operatori ecologici che prestano servizio a carico delle ditte che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti solidi urbani a Favara e che lamentano il mancato pagamento di 2 mensilità arretrate. Il sindaco Antonio Palumbo ha ieri informato il prefetto di Agrigento sull'astensione dal lavoro dei netturbini che ha definito arbitraria. Sua Eccellenza ci ha garantito il suo impegno a convocare le imprese per definire la situazione e tentare di far rientrare la protesta, ha detto il sindaco Palumbo, che ribadisco non è autorizzata e non ci è mai stata comunicata. Il sindaco chiede ancora una volta ai cittadini di non conferire i rifiuti o peggio ancora buttarli in mezzo alle strade fino a quando l'emergenza non verrà superata e lo sciopero sarà rientrato. 5 corse veloci da Palermo per l'aeroporto Falcone Borsellino in sinergia tra la Regione e Trenitalia. 5 corse veloci collegheranno nella metà del tempo attuale l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e la stazione centrale, con una sola fermata intermedia a Notarbartolo. A queste si aggiungerà un ulteriore sesto collegamento che effettuerà anche tutte le altre fermate e il nuovo servizio denominato Genoa Express, finanziato con oltre 1 milione di euro dalla regione siciliana, che è stato presentato ieri insieme a Trenitalia nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nello scalo palermitano gestito dalla GESAP. All'incontro sono intervenuti il presidente della regione siciliana Schifani e gli assessori Aricò e Amata.
Oggi con il collegamento veloce tra Palermo, stazione centrale e l'aeroporto di Punta Raisi, Falcone e Borsellino, si registra un passo in avanti per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini siciliani, palermitani e dei turisti che arrivano. Poter raggiungere l'aeroporto velocemente con un mezzo comodo senza fermate. Questo è un altro punto in avanti. Io sono atterrato poco fa con il nuovo vettore Aero Italia, aereo puntuale, ho pagato 60 euro, mi auguro che grazie a questo vettore che si sta impegnando e che ringraziamo pubblicamente si rompa quel duopolio inaccettabile tra ITA e Ryanair che ha affamato i siciliani. Stiamo facendo un grande passo in avanti perché riteniamo che il treno sia un mezzo, il mezzo del futuro. C'è un ritorno al passato, il governo Schifani sta investendo tanto sul contratto di servizio in Trenitalia, ci sono numerose tappe in più e corsi in più che saranno previste non soltanto per quest'estate ma fino alla fine dell'anno. C'è un rapporto di assoluta collaborazione con Trenitalia e Ferrovie dello Stato e oggi è la prova che i buoni rapporti e un buon governo riescono ad offrire maggiori e migliori servizi per i cittadini. Certamente una delle priorità di questo governo è stato sin da subito quello dei collegamenti da e per la Sicilia e chiaramente anche pensando ai collegamenti interni. Questo lo dobbiamo, abbiamo il dovere di farlo, soprattutto riguardo ai dati che abbiamo, no, di presenze che si aspettano in Sicilia a fine 2023. Abbiamo il primo confronto, primo trimestre 2023 rispetto al 2022 ci dà un più 40% di presenze. Questo significa che appunto chiuderemo il 2023 con dei dati importanti, certamente superando quel dato dei 15 milioni del 2019 che noi guardiamo, il dato prepandemico, diciamo, al quale facciamo riferimento. Sequestro dei traghetti Caronte, la Procura della Repubblica ne utilizza l'uso per i collegamenti con le isole minori. La Procura della Repubblica di Messina ha consentito l'utilizzo delle navi sequestrate alla Caronte Tourist Isole Minori per i servizi di linea da e per le isole minori sotto la guida dell'amministrazione giudiziaria a cui sono state affidate. Lo rende noto il presidente della regione siciliana Renato Schifani, avendone avuto notizia. La regione, tramite l'assessorato alle infrastrutture, aveva scritto al giudice per le indagini preliminari, alla Procura messinese, all'amministratore giudiziario e ai prefetti di Agrigento, Messina, Palermo e Trapani, esponendo la preoccupazione per lo svolgimento del servizio e chiedendo di sapere se le navi sottoposte al fermo potessero essere comunque impiegate e in quali termini. La Procura, aggiunge Schifani, ha dimostrato grande sensibilità concedendo l'uso dei traghetti senza i quali sarebbero stati a rischio molti collegamenti, penalizzando sia i residenti sia gli operatori economici tanto quanto i turisti che affollano le nostre isole nella stagione estiva. Appena appresa la notizia ci siamo subito attivati per trovare una soluzione e siamo lieti che l'autorità giudiziaria abbia colto il nostro allarme, conclude Schifani. Ringraziamo anche i prefetti coinvolti che hanno dimostrato grande attenzione a questo tema. In attesa che il procedimento giudiziario faccia il suo corso, vengono intanto assicurati i servizi indispensabili sulle rotte da e per le isole alle quali il governo regionale presta sempre grande attenzione. Arriva il commento anche dalla società di navigazione Caronte Tourist Isole Minori. Il provvedimento che consente l'utilizzo di una parte delle navi tuttora sotto sequestro è una risposta importante ai disagi che già le comunità delle isole minori della Sicilia non avevano mancato di denunciare con la dovuta fermezza anche attraverso le proprie proiezioni istituzionali. C'eravamo d'altra parte già dichiarati disponibili a un'attività siffatta e dunque stiamo attendendo le coordinate organizzative e amministrative per assicurare il massimo possibile del servizio pur nelle condizioni date. Così Caronte Tourist Isole Minori commenta la decisione del GIP di concedere la facoltà d'uso delle navi fermate qualche giorno fa. Naturalmente, conclude la società, continuiamo a ritenere che le navi poste sotto sequestro fossero alla data della gara e siano ancor più oggi, dopo gli interventi di miglioramento strutturale, perfettamente idonee a un trasporto sicuro e il più possibile confortevole delle persone a mobilità ridotta, come peraltro asseverato dalle autorità competenti, e quindi siamo fiduciosi nell'accoglimento delle nostre ragioni, come già accaduto per casi analoghi in altre giurisdizioni regionali. Proveremo dunque a farle valere in ogni sede a ciò deputata. Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, cerimonia in memoria dell'ispettore capo Annalisa Cianchetti. Giuseppe Bruccoleri, presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Si apre questa sede a Licata e
oltre all'importanza c'è anche il significato dettato dall'intitolazione ad Annalisa Cianchetti. Sì, Annalisa ho avuto la fortuna di conoscerla, era un'ottima collega, un'ottima ragazza, sempre solare. La stessa era sempre disponibile, era sempre presente nelle varie manifestazioni, era ben voluta da tutti. Dopo il suo decesso è stato dal direttivo, dal dottore Castelli, voluto che questa sezione, questo gruppo fosse dedicato a lei, in memoria di Annalisa. Che lei ha fatto nella sua città, che l'ha ospitata, il Licata. In 25 anni di servizio si è sempre occupata di maltrattamenti in famiglia, abusi su minori, casi molto particolari e forti che la impegnavano molto e che dedicava tutta la sua vita per questa problematica. Oggi noi vogliamo rendere grazie a lei, a tutto quello che ha fatto per noi, per tutta la famiglia e per tutta la città. Porto Empedocle e i gemelli violinisti. Ieri festa della musica in Piazza Kennedy. Si è svolto ieri sera a Porto Empedocle in occasione della festa della musica, un evento nazionale cui ha aderito anche il Comune Marinaro. Il concerto Vivi la vita, emozioni di solstizio d'estate. Ampia la partecipazione del pubblico al concerto che si è svolto in Piazza Kennedy, con l'esibizione dei gemelli violinisti Mirko e Valerio, supportati dal trio Scirocco, dei fratelli Bruccoleri e la cantante Vanessa Capraro. Anche questa volta è stato difficile perché sono stati chiamati a Parigi, dal 20 al 22 dovevano essere a Parigi, poi ringrazio l'agente Sabatino che si è dato da fare e hanno spostato la data di Parigi e quindi stasera li abbiamo qua con grande piacere, con grande orgoglio e con grande emozione. Oggi inizia la stagione estiva, e questa è l'apertura della stagione estiva, quindi le manifestazioni dell'estate empedocrina, delle quali vi parlerà lei. Grazie per la vostra presenza così nutrita questa sera. Devo dire che me l'aspettavo perché ritengo che abbiamo azzeccato questa serata del 21 giugno perché è una serata particolare, diciamo che ci sono due eventi importantissimi, uno del quale ha parlato, tra due ha parlato tu, perché l'ingegnere riesce a raccogliere un po' tutto, ha parlato sia del solstizio d'estate che della festa della musica. E quindi quale migliore occasione per aprire la nostra stagione di spettacoli qui a Porto Empedocle in questa data, è importantissimo. Poi abbiamo voluto diciamo, sfruttare questa occasione della festa della musica per concepire la serata in due momenti diversi che rappresenta quella che è la musica italiana, il vecchio, il nuovo, le tradizioni, i risultati che può portare la musica, l'aggregazione e tutto. Abbiamo avuto il trio Scirocco composto dai fratelli Bruccoleri e dalla voce di Vanessa Capraro. E ora abbiamo questi prodigi, i nostri prodigi che noi li abbiamo adottati come empedoclini perché sono cresciuti musicalmente anche qua a Porto Empedocle, perché vivevano e continuano a vivere, ritengo, a Porto Empedocle. Adesso per ragioni di lavoro si spostano continuamente e li ringrazio perché, come diceva anche l'ingegnere, hanno dovuto fare slittare la data di questa sera di un concerto che avevano già programmato fuori, forse a Parigi, per essere qui presenti con noi questa sera. Io li ringrazio i suoi genitori perché si sono prodigati anche a loro e si sono impegnati ad essere qui questa sera seguendo i loro figli. Io auguro a questa piazza e in modo particolare ho augurato già in altra sede a Mirko e a Valerio, che non li distingo perché viene difficile distinguerli, quello di fare un grande, ma veramente un grande percorso in questo mondo che è molto difficile. Questa sera è stata voluta con forza anche perché ritenevamo che dovevamo far parte di questi 811 comuni, come ha detto poco fa l'ingegnere,
che avrebbe dato alla città di Porto Empedocle una finestra, una visibilità più ampia rispetto a quella che ha avuto. E grazie al manager dei due ragazzi che questa sera sono qui con noi, voi probabilmente come me avete appreso della loro ascesa guardando dei video. Anch'io mi sono andato a guardare i video che girano su internet e vi devo dire che sono stati già, nonostante l'età, in diverse parti d'Europa e del mondo. Quindi buona serata a tutti, vi auguro nuovamente una grande ascesa in questo settore e buona serata, e cominciamo così l'estate in pedoclina con questi due ragazzi. Buona serata. E adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. Un parco giochi all'interno della Villa Bonfiglio di Agrigento, Arturo Cantella. Un parco giochi inclusivo, privo di barriere architettoniche, sta sorgendo nella Villa Bonfiglio di Agrigento, è una delle ville più frequentate dai cittadini agrigentini e avrà al suo interno uno spazio dedicato ai bambini diversamente abili grazie alla proposta progettuale presentata dal Comune di Agrigento, ritenuta valida e finanziabile dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. In pochi giorni l'area di gioco di circa 1500 metri quadrati già presente all'interno del giardino pubblico verrà ampliata, rinnovata e arricchita con nuove attrezzature utilizzabili dai bambini. Si tratta di un finanziamento, spiega l'assessore Gerlando Principato, concesso nel 2019 e che solo nel marzo del 2021 è stato rimesso in moto dall'amministrazione attuale, che ha ereditato dalla precedente un progetto con un sostanziale aggravio di somme a carico delle casse del Comune. L'opera, non essendo stata realizzata nei tempi previsti, ha esposto il Comune a impegnare somme che a causa del caro materiali e l'aggiornamento del preziario sono levitate a 35.600 euro sui 74.125 complessivi rispetto alla cifra iniziale del 2019 di poco meno di 25.000 euro. Non ce la siamo sentiti, ha affermato il sindaco Miccichè e l'assessore Principato, di continuare a esporre in rischio i nostri bambini costretti a giocare in una struttura al limite della normativa vigente che avremmo dovuto necessariamente chiudere. Sarebbe stata una sconfitta nostra e di tutta la città. Abbiamo deciso di intervenire realizzando un nuovo parco giochi sicuro e accessibile a tutti, anche se è stata necessaria
un'integrazione non indifferente al finanziamento. Il nuovo parco giochi di Villa Bonfiglio ad Agrigento si aggiunge ai parchi giochi già realizzati nelle frazioni di Giardina Gallotti e di Montaperto. Gestione della sicurezza degli impianti sportivi e tutela dei lavoratori, questo è il tema di un corso di formazione all'ASP di Agrigento. Al via oggi un corso di formazione dal tema gestione della sicurezza degli impianti sportivi a tutela dei lavoratori. L'iniziativa è organizzata dalla Medicina dello Sport dell'ASP di Agrigento e continuerà anche nella giornata di domani 23 giugno presso l'aula di formazione della cittadella sanitaria al Viale della Vittoria. Lo scopo dell'incontro formativo è quello di diffondere sempre più una cultura della sicurezza che non può non coinvolgere gli attori dei luoghi della salute, quali dovrebbero essere appunto gli impianti sportivi. L'iniziativa è organizzata dal direttore del Spresal Salvatore Castellano in collaborazione col dottor Maurizio Picarella, referente organizzativo del corso. Ha relazionato l'architetto Michele Disivo, professore ordinario in tecnologia dell'architettura dell'Università degli Studi Chieti Pescara, Dipartimento di Architettura. Noi abbiamo un percorso ormai che è dato da molti anni sul tentativo di migliorare la sicurezza negli impianti sportivi sia quelli privati che quelli pubblici, quindi palestre, palazzetti di sport, scuole di danza e quant'altro, per cercare appunto di portare a un livello sufficiente almeno gli impianti e le strutture onde garantire sicurezza sia agli utenti ma anche ai lavoratori. E questa situazione peraltro la riteniamo importante perché, come dicevo poco fa, centinaia sono gli operatori impegnati in provincia nell'ambito dell'impiantistica sportiva e migliaia ogni giorno sono gli utenti. Quindi migliorare le condizioni di sicurezza significa appunto garantire sicurezza ai lavoratori e agli utenti. Per questo noi oggi, per questi 2 giorni, per questo corso, cerchiamo di approfondire, avvalendoci soprattutto del professore Michele Desivo, che viene dall'Università di Pisa. Con una visione che non è legata strettamente solo all'impianto in se stesso, ma con una visione sistemica della sicurezza, in quanto le attività che si svolgono all'interno degli impianti sportivi non sono sempre gli stessi, non sono uguali da tutte le parti, ma variano in funzione dell'attività che si svolge, e questo vale anche per gli utenti, vale anche per chi lavora all'interno degli impianti sportivi per fare la manutenzione e attività di riparazione degli impianti. Quindi una visione diciamo più sistemica, che è quello che io cerco di fare da anni all'interno del mondo accademico, perché occuparsi solo e esclusivamente dell'attività in se stesso non ha senso, in quanto le correlazioni sono tra uomo, ambiente, uomo, macchina, uomo, ambiente e macchina e così via. Quindi in questi 2 giorni cercherò di trasmettere ai partecipanti di questo corso queste nozioni, e in particolare poi facendogli vedere come si fa a controllare il documento della sicurezza. Noi, unità di medicina del lavoro, unità funzionale di medicina del lavoro afferente allo Spresal dell'ASP di Agrigento, rappresentiamo quasi un'anomalia nell'ambito sia regionale, oserei dire anche nazionale. Noi siamo 2 operatori, io tecnico per la prevenzione e un medico, che operiamo sul campo, competenze in tutto il territorio provinciale, ormai da diversi anni. Purtroppo le condizioni degli impianti sportivi, sia pubblici che privati, sono alquanto carenti. Noi abbiamo cercato in questi anni di fare un'attività sia di informazione e formazione che ovviamente di prevenzione. Ma le problematiche sono tante. Quello che noi cerchiamo di fare ovviamente è quello di garantire la tutela di tutti gli attori in campo, sia del gestore, che può essere il proprietario, può essere pubblico o privato, ma sia soprattutto degli utenti. Ormai chi fa sport a qualunque livello, soprattutto a livello
dilettantistico sono migliaia e migliaia di utenti. Noi cerchiamo appunto sia dando delle direttive per quanto concerne quelli che devono essere l'idoneità sia degli impianti a livello strutturale e sia ovviamente nell'ambito anche medico, come certificazione medica eccetera. Per questo oggi ci pregiamo di aver invitato il professor De Sivo dell'Università di Pisa e di Chieti Pescara, esperto in tecnologie delle costruzioni degli impianti sportivi e ricercatore, per far sì che questa cultura appunto sia della prevenzione ma soprattutto negli impianti sportivi non venga meno, anzi siamo addirittura agli albori. E poi con la riforma dello sport che ci sarà tra qualche giorno, entrerà in vigore il 1° luglio, dobbiamo capire che ogni palestra, ogni impianto sportivo sarà quasi un'azienda. Siamo alla pagina sportiva calcio, l'Acragas tra arrivi e conferme. Carmelo Lentini. In attesa di definire la rosa per la prossima stagione, la dirigenza cragantina, pilotata dal patron Giuseppe Deni, sta rassettando i quadri tecnici e societari. Infatti si registra la meritatissima riconferma per Matteo Colucci per la prossima stagione di Serie D 2023-2024. Infatti sarà ancora l'uomo immagine dell'Acragas nel mondo. Per quanto riguarda la parte tecnica, continua a involtirsi la colonia catanese. È stato affidato il ruolo di tecnico in secondo a Samuele Costanzo, classe 88, ex difensore di Ramacca, Catania e poi Rossanese, Modica e Atletico Leonzio, ma è stato anche capitano della Primavera del Catania. Giovanissimo, ha intrapreso la carriera di allenatore e nelle prime stagioni alla guida del Mazzarrone ha ottenuto una serie di promozioni portando la squadra dalla prima categoria al 6° posto nell'attuale campionato di eccellenza Girone B. L'ultimo tassello riguarda l'incarico di club manager affidato a Giovanna Chimento. In passato è stata una calciatrice delle Aquile e Cammaratesi e da dirigente ha militato pure nel San Giovanni Gemini. Ha anche il patentino di allenatore. Prende il ruolo di club manager lasciato vacante da Stefano Frassetto, che per impegni di lavoro rimane ugualmente all'Acragas, ma con l'incarico di responsabile dell'area sanitaria. Confermati anche Gaetano De Caro, collaboratore di segreteria e giovanili, e Francesco Nobile, collaboratore dello staff tecnico. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.